Dalle prime ore di questa mattina l'operazione chiamata Reset 2006 ha visto impegnati un centinaio di carabinieri delle compagnie di Melito Portosalvo e Reggio Calabria e del nucleo investigativo provinciale che con il supporto dell'8° elinucleo e di aliquote di rinforzo della compagnia speciale di unità cinofile del GOC di Vibo Valencia hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale DDA. La gran parte delle persone coinvolte nell'operazione fa capo alla comunità rom stanziata nel campo nomadi di Melito Portosalvo e sono accusate di associazione per delinquere finalizzata a furti, ricettazioni, estorsioni ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'operazione giunge a parziale conclusione di una lunga inchiesta compiuta dalla compagnia di Melito Portosalvo che ha avuto inizio da un'indagine finalizzata ad arginare il fenomeno del cosiddetto cavallo di ritorno. Tra gli arrestati risultano esserci 2 esponenti della famiglia rom Bevilacqua e una donna. I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa alla quale il procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone ha delegato ad intervenire il procuratore aggiunto Nicola Gratteri.